Comincia a entrare nel vivo l'interesse dei partiti verso la scelta del futuro candidato a sindaco della città di Agrigento. Il nuovo centrodestra, partito fondato dall'attuale ministro Angelino Alfano, terrà infatti domani sabato un incontro con la propria base per affrontare le problematiche legate alla prossima campagna elettorale in città, ma anche nei luoghi della provincia che saranno chiamati alle urne. Dalla presenza o meno all'assemblea che si svolgerà domani al Dioscuro Hotel di San Leone e dei vari esponenti politici si potrà meglio capire le future scelte del nuovo centrodestra. In molti si chiedono se sarà presente anche il sindaco empedocrino Firetto e se sarà sciolto il nodo dell'appoggio alla sua candidatura per la nostra città da parte del nuovo centrodestra. È certo comunque che l'accordo politico di alleanza elettorale è stato già siglato con il parlamentare regionale per l'autonomia onorevole Roberto Di Mauro, che da noi interpellato ci tiene a precisare che il suo non è un passaggio al partito del nuovo centrodestra, come riportato da alcuni organi di stampa qualche giorno fa. Anche il Partito Democratico si mobilita, infatti per giorno 12, lunedì, nella sede provinciale del PD si riunirà un tavolo di concertazione già denominato Agrigento 2020, formata dai partiti alleati, tra cui il Patto per il Territorio dell'onorevole Riccardo Gallo, attuale parlamentare di Forza Italia, il PDR di Michele Cimino, Sicilia Democratica dell'onorevole Totò Cascio e del Megafono, rappresentata dal vicepresidente della Regione, assessore Mariella Lobello. In tale sede potrebbe già essere stabilita la data in cui la coalizione terrà le elezioni primarie per la scelta del candidato a sindaco di Agrigento e il regolamento per lo svolgimento delle stesse primarie. Nel fronte della destra sembra prendere corpo anche la probabile candidatura di un esponente storico del fronte, quella di Roberto Gallo, per tanti anni consigliere provinciale della destra, con la lista Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, che sta vedendo anche l'impegno fattivo del suo portavoce comunale, il dottor Mimmo Incardona, che già nel 2008 ha anche sposato una candidatura a presidente della provincia con il partito della destra. Incardona ha già avviato una serie di contatti con partiti e movimenti politici che intendono collaborare per giungere a un comune progetto politico-amministrativo che possa rappresentare un'occasione di superamento della tradizionale inerzia di immobilismo che da tempo caratterizza la politica locale e che punti a una rinascita vera della città di Agrigento in vista dell'importante appuntamento elettorale che la nostra realtà si appresta a vivere nei prossimi mesi.